Silvio Berlusconi, la fine di un'era anche in Veneto, la commozione di Forza Italia, il ricordo degli alleati di centrodestra e degli avversari di centrosinistra per la scomparsa del Cavaliere a 86 anni. Mercoledì funerali di Stato a Milano e lutto nazionale. Dalla posa della prima pietra del Mose all'inaugurazione del passante, dalla visita nel Veneto alluvionato alla Venezia in ginocchio per l'acqua granda, fortissimo il legame con la nostra regione. L'ultima intervista di Berlusconi nelle reti del gruppo Media Nord-Est nel 2018 a Ring. Dopo le elezioni di marzo, le sue parole sul centrodestra e la speranza poi disattesa che non nascesse il governo giallo-verde. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Anica Panfile, indagato l'ex Primula Rossa della Mala del Brenta, Franco Battaglia, per il quale la donna lavorava. Chiesto d'Artico, sconvolta per la tragedia della 29enne morta nel rogo dell'abitazione a Bruxelles. Il sindaco era una ragazza proiettata verso il futuro e il prossimo. Domani Sant'Antonio su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, dalle 5:30 la diretta della festa di Sant'Antonio. Dopo la messa delle 17 la solenne processione. Al via la settimana che porta la 3 giorni della Dunata Triveneta degli Alpini. Di Belluno le penne nere in piena attività per allestire gli eventi della festa che culminerà domenica con la sfilata in diretta su Antenna 3. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo questa sera con il sondaggio di Ring dedicato ai migranti. Il tema con la proposta dell'Unione Europea, Italia e Olanda fanno alla Tunisia 100 milioni subito da Bruxelles e poi altri 150 milioni. Dunque migranti, milioni dell'Unione Europea alla Tunisia. È giusto? Questo è il quesito che vi poniamo. Rispondete attraverso una telefonata, la chiamata è sempre gratuita, i contatti sono quelli che vedete in questo momento in sovraimpressione. E poi la notizia del giorno, la morte di Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Aveva 86 anni, unanime il cordoglio della politica veneta. Il Partito Democratico oggi ha sospeso la direzione nazionale nel giorno dei funerali di Stato. Mercoledì sarà lutto nazionale. Ricordo che di Berlusconi è quello di una persona buona, molto buona, ma proprio del profondo dell'anima, era la sua natura. E Berlusconi perdonava tutto a tutti, con una ampiezza di pensiero e una nobiltà d'animo che io raramente ho visto in altri. È il fedelissimo avvocato Piero Longo a ricordare tra i primi l'amico, prima che politico, Silvio Berlusconi nel giorno della sua morte. Padova, uno dei punti di riferimento del Cavaliere con Niccolò Ghedini, e il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati, già sottosegretario alla salute prima e alla giustizia poi nei governi Berlusconi. Piango un amico, un maestro, un punto di riferimento, un uomo che ha dedicato all'Italia tutta la sua vita, scrive Casellati in una nota stampa in cui allega 2 foto che la ritraggono accanto al Cavaliere. Per tutti i suoi il ricordo di un politico che ha lasciato un partito con salde radici nei valori liberali e che ha saputo sempre essere un punto di equilibrio all'interno della coalizione. Caro Presidente, caro Silvio, ci mancherai. Credo che questa tua capacità di riunire, di tentare sempre di mettere d'accordo tutti fino all'ultimo, di essere sempre comunque generoso e propositivo, resterà proprio come ricordo vivo nel mio cuore. Per le nostre generazioni che hanno vissuto quel 94, credo che con lui se ne vada un pezzettino della nostra vita, di ognuno di noi. La sua energia e il suo anticonformismo, molte sue visioni mancheranno a questo paese, scrive Luca Zaia, ministro dell'Agricoltura nel 4° governo Berlusconi. Ciao Presidente, esordisce uno dei primi Twitter pubblicati proprio da Zaia sul web. Nel giorno della sua morte la politica tutta si è fermata, anche il Partito Democratico ha sospeso la direzione nazionale prevista per il pomeriggio. Abbiamo espresso da subito il nostro cordoglio a Forza Italia, alla sua famiglia, tutta la comunità nazionale. Pur da punti di vista assolutamente diversi dal punto di vista politico, l'omaggio a questa personalità che comunque ha condizionato la storia del nostro paese. Un gigante dell'impresa, dello sport, della comunicazione e della politica, una personalità iconica che ha cambiato la storia del nostro paese. Così il coordinatore regionale di fresca nomina, Flavio Tosi, che esordisce dicendo: provo un grande dolore, a Silvio Berlusconi volevo bene. Le opere inaugurate, i rapporti con il mondo imprenditoriale e finanziario, l'amicizia con Giancarlo Galano e poi l'alluvione, l'acqua grande, l'addio a Ennio Doris, tanti momenti in cui Silvio Berlusconi è stato presente in Veneto negli ultimi 20 anni. Li guardiamo insieme. È un'opera che si identifica
come la più importante oggi nel mondo per la tutela ambientale e che Venezia aspettava da tanto tempo. Il 14 maggio del 2003, assieme all'allora presidente della regione Giancarlo Galan e al patriarca Angelo Scola, Silvio Berlusconi è in laguna per l'avvio dei lavori di costruzione del sistema di paratie mobili progettato per salvare Venezia, il Mose. La prima simbolica pietra porta il suo nome negli anni del suo secondo e più longevo governo. Nulla in quella giornata di sorrisi e strette di mano fa presagire la dirompente inchiesta per corruzione del 2014. Berlusconi e il Veneto, Forza Italia e il Veneto, un legame trentennale che ha visto il leader azzurro ritornare a più riprese nel territorio per opere o eventi che ne hanno segnato la storia, ma anche per lo stretto rapporto col Doge Galan, di cui presenzia a Villa Rodella a compleanno e matrimonio. Febbraio 2009, a Mogliano si inaugura il Passante di Mestre, opera viaria discussa e allo stesso tempo attesa, targata Galan e Chisso, che risolve il nodo delle lunghe code all'innesto della 27 in tangenziale. Dagli applausi alle contestazioni, è il 2010, l'alluvione mette in ginocchio Verona, Vicenza e Padova e proprio nella città del Santo, alla guida del suo quarto e ultimo governo, viene contestato insieme al capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. Polarizza il mondo imprenditoriale veneto il Cavaliere, che nel 2013 sceglie per il tour elettorale l'Ammaschio Gaspardo. Rimangono negli annali le battute a sfondo sessuale fatte nei confronti di un'impiegata della Green Power a Milano. E al fianco del governatore Luca Zaia e del sindaco Luigi Brugnaro nel novembre 2019 in una Venezia flagellata dall'acqua granda. Già 82enne non si tira indietro dal visitare Piazza San Marco allagata, ribadendo la sua posizione anche sull'autonomia differenziata. Sono convinto che si debba andare avanti su un'autonomia per tutte le regioni italiane. È un silenzio doloroso e carico di significato invece quello in cui Berlusconi, accanto a Marta Fascina, assiste ai funerali dell'amico Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, nella chiesa parrocchiale di Tombolo. La sensazione è quella di una pagina di storia imprenditoriale e personale che si chiude per sempre, e per Berlusconi è quella l'ultima volta in Veneto. E l'ultima intervista di Berlusconi nelle reti del gruppo Media Nord-Est fu nell'aprile 2018 in occasione della visita del fondatore di Forza Italia a Trieste per le regionali, poi vinte da Federica. Un faccia a faccia con il vice direttore Ferdinando Avarino, di cui vi proponiamo un estratto nel quale parlava dell'esito delle elezioni nazionali di marzo, della tenuta del centrodestra, con la speranza poi peraltro disattesa che non nascesse il governo giallo-verde e l'alleanza Lega Movimento 5 Stelle. Sentiamo. E non siamo quella coalizione artefatta di cui siamo stati accusati dai 5 Stelle. Noi siamo insieme da molti anni, dal 94 con un'interruzione che andò dal 94 al 2000, dal 2000 siamo sempre stati insieme. Abbiamo governato insieme per 9 anni il Paese, io sono l'italiano che ha governato più a lungo nella storia della nostra Repubblica e l'ho fatto sempre con la Lega. Governiamo anche importanti regioni italiane e le governiamo bene, e ultimamente per presentarci alle ultime elezioni abbiamo firmato un contratto in 10 punti che avevo preparato io un anno prima, che poi è stato sottoposto all'esame degli esperti di ogni singola forza, e i leader hanno firmato ciascuno di questi 10 punti. E poi ci siamo presentati insieme come coalizione alle elezioni, che aveva un sistema di voti uninominali, e 174 parlamentari sono parlamentari del centrodestra eletti dai voti di tutti e 3 i partiti. Io sono stato molto deluso dal risultato del voto del 4 di marzo. Pensavo veramente a qualcosa di molto più sostenuto, addirittura ben oltre il 20%. Poi successivamente abbiamo cercato con coloro che fanno le indagini demoscopiche di sapere come mai Forza Italia aveva solo avuto il 14,5%, e ci hanno detto diverse motivazioni che probabilmente sono valide per capire quel risultato. La prima motivazione è certamente quella che io non ero candidato, e quindi molti
si sono domandati alla fine, soprattutto quando noi abbiamo chiarito questo fatto della mia non candidatura, presentando il pur prestigioso Presidente dell'Assemblea europea, Antonio Tajani. La seconda cosa è il fatto che io avevo venduto il Milan e questo, soprattutto con la gestione successiva, ha portato molta delusione negli 8 milioni di tifosi rossoneri. E poi infine ci sono tutte le calunnie, le menzogne, le cattiverie che mi sono state buttate addosso in quest'anno. Io sono sicuro della lealtà di Matteo Salvini nei confronti dei nostri comuni elettori, ma sono anche convinto che a lui non converrebbe mai di diventare un partner minoritario di un'alleanza con i 5 Stelle. Ma dovesse mai accadere, mettiamola così, ci potrebbe essere una conseguenza appunto nelle regioni in cui governate insieme, secondo lei? O no? No, io non credo, non so andare a fare progetti su situazioni che penso siano non reali. Cronaca caso Anica Panfile, l'ex primula rossa della Mala del Brenta, ex datore di lavoro della donna Franco Battaglia, indagato dalla procura di Treviso con l'ipotesi di aver ucciso la 31enne ritrovata morta nel Piave a Spresiano in mattinata. Perquisizione dei carabinieri nell'abitazione di Battaglia ad Arcade, posta sotto sequestro, e alla pescheria che il 76enne gestiva a Spresiano. Portati via computer e smartphone. Sì, è proceduto a perquisizioni e a sequestri per verificare l'ipotesi che in uno di quei luoghi sia avvenuta l'aggressione ad Anica e su uno di quei veicoli che abbiamo perquisito e sequestrato sia poi stato trasportato il suo cadavere. Quindi una svolta è un termine eccessivo, diciamo che è una tappa in un percorso di indagine che è ancora in itinere. L'ipotesi di reato, comunque quello di omicidio volontario. L'ipotesi di reato naturalmente rimane quella di omicidio volontario. Senta, adesso ci saranno anche gli accertamenti del RIS. Naturalmente sui luoghi, sui veicoli sequestrati ci saranno degli accertamenti tecnici ripetibili, in parte anche delegati al RIS di Parma, in parte effettuati dalla sezione specializzata in polizia scientifica dei Carabinieri di Treviso, volti a verificare la presenza di tracce del passaggio di Anica, tracce eventualmente di un'aggressione a questa. Il procuratore Marco Martani ai microfoni della nostra Daniela Sizzia. Andiamo avanti. Fiesso d'Artico per la morte di Anna Tuzzato. Anna lavorava per gli altri e per un mondo migliore. Sono le parole del sindaco di Fiesso d'Artico che ricorda la 29enne morta in un incendio nell'appartamento dove viveva poco distante da Bruxelles. La comunità è in lutto perché è una tragedia grande. La situazione era una situazione difficile, però so che sono in viaggio, sono partiti in viaggio, sono lì a Bruxelles per espellere insomma le pratiche che del caso e siamo in attesa del loro ritorno. Si è svolta questa mattina l'autopsia sul corpo di Anna Tuzzato, la 29enne di Fiesso d'Artico che da circa 2 anni lavorava a Bruxelles e che sabato ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento. Una volta ottenuto il nulla osta, la salma di Anna potrà rientrare in paese dove saranno celebrati i funerali. Per il giorno dei funerali sarà indetto lutto cittadino, soprattutto perché la famiglia di Anna, la famiglia Tuzzato, è una famiglia in vista a Fiesso d'Artico e anche perché erano persone che erano totalmente proiettate verso l'Europa. Le figlie sono maturate, laureate. Anna aveva questo impiego a Bruxelles in una ONG che si occupava di alimentazione biologica, di agricoltura biologica. Una famiglia che era totalmente proiettata verso il prossimo. Anna era coordinatrice della comunicazione alla Federazione dei Coltivatori Biologici. Alla notizia della sua morte l'associazione ha diramato una nota. Siamo scioccati e addolorati per questa tragedia e per la perdita della nostra stimata collega e amica, si legge. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e stiamo cercando di sostenerla come possiamo. La famiglia Tuzzato era molto conosciuta in paese e attiva in parrocchia. E nel cuore della festa della parrocchia è arrivata questa notizia così triste e così dolorosa che ha lasciato attoniti tutti noi, tutta la comunità cristiana che ieri durante le messe e anche subito dall'inizio
ha fatto un pensiero spirituale soprattutto per i genitori Giancarlo e Venturina, che sono molto conosciuti e ben voluti qui tra noi, e le sorelle naturalmente, e a loro abbiamo affidato tutto il nostro cuore in questi giorni, li accompagniamo in questo viaggio difficile a Bruxelles e li aspettiamo pregando. La morte di Anna ricorda per le modalità quella di Gloria Trevisana e Marco Gottardi, che 5 anni fa hanno perso la vita nel rogo del grattacielo a Londra. Mercoledì 14 ricorrerà l'anniversario della loro morte. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Veneto, ben ritrovati, ripartiamo da Sant'Antonio. Cresce di ora in ora il numero dei pellegrini che stanno raggiungendo la Basilica del Santo per la data di domani, 13 giugno, appunto Sant'Antonio. Rete Veneta, network del gruppo Media Nord-Est, seguirà a partire dalle 5:30 i festeggiamenti, la diretta per questa ricorrenza importante. Poi, dopo la messa alle 17, le immagini della solenne processione lungo le vie della città. Pellegrini da ogni parte del mondo, una basilica gremita durante tutti i giorni della Tredicina. È grande l'attesa per il 13 giugno, festa di Sant'Antonio, una giornata che Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, vivrà in diretta con voi dalle 5:30 del mattino con l'apertura del portone della basilica per la prima Santa Messa delle 6. Eccola qui che si sta aprendo in questo momento il rettore della basilica, padre Antonio Ramina, lo vedete. E da questo momento inizia ufficialmente la giornata di festa di Sant'Antonio. Una giornata lunghissima, alle 5:30, quindi la mattina ben presto apriamo la basilica ad accogliere quasi in un abbraccio affidato a Sant'Antonio tutti i pellegrini, e per chiudere poi alle 22:30, quindi un grande clima di accoglienza e di condivisione di questa festa antoniana. Un santo vicino alla sua gente che grazie alla comunità dei frati ha benedetto anche i tempi difficili della pandemia, dapprima volando sulle terre venete con l'elicottero nel 2020, l'anno del lockdown, poi via mare e fiume nel 2021 con lo straordinario pellegrinaggio della reliquia dell'avambraccio sinistro del santo dalla Basilica della Salute di Venezia sino a Padova. Ritornata sulle strade della città nel 2022, la processione del Santo tornerà a percorrere il suo cammino tradizionale uscendo dalla Basilica dopo la messa solenne delle 17. Mi piace pensare che Antonio, camminando in mezzo alle nostre strade, in qualche modo restituisca la visita di tanti pellegrini che vengono a trovarlo qui in Basilica, e quindi camminando in mezzo a noi ci dona il suo sguardo accogliente, ci richiama a quelli che sono i valori fondamentali della nostra fede, cioè la giustizia, la comunione e il richiamo ad una vita evangelica che sappia di condivisione e di perdono reciproco. Fede, devozione e carità nello stile di Sant'Antonio. Alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna andranno le offerte raccolte con il pane di Sant'Antonio, con le nostre telecamere che in diretta durante la giornata del 13 giugno racconteranno le difficoltà vissute dalla comunità dei frati nel convento di Faenza, momenti che con noi potrete vivere dall'alba al tramonto, dalle 5:30 sino alle 22:30 su Rete Veneta. Settimana dedicata agli alpini, quella che inizia con la giornata di oggi in attesa della donata triveneta degli alpini. Siamo a Belluno, proprio per questo partiamo dalla sede della locale sezione degli alpini per fare il punto di tutti gli avvenimenti della settimana. Meno 5 giorni alla donata triveneta degli alpini qui a Belluno, e qui nella sede della sezione c'è il cuore logistico dell'intero evento. E allora facciamoci raccontare come sta procedendo l'organizzazione di questo evento che culminerà domenica con lo sfilamento in centro a Belluno direttamente dal presidente della sezione, Lino De Pra. Presidente, e allora a che punto siamo oggi? Siamo abbastanza a buon punto. Io penso che ormai in questi giorni si concluderà quelle che sono le nostre montaggio, le nostre strutture, per cui diremo che a quel punto là siamo pronti a partire. Ecco, raccontiamo un po' com'è la sezione di Belluno. Quanti siete iscritti, le vostre attività? Sì. La sezione alpini di Belluno nasce il 19 giugno 1921
Oggi la sezione ha 6.050 i soci iscritti, di cui 620 sono i volontari di protezione civile. È una sezione molto attiva, molto disponibile. Abbiamo dei giovani che ci danno una grossa mano con l'attività di protezione civile, e anche negli ultimi anni abbiamo fatto notevoli iscrizioni, perché proprio rappresentano quello che è lo spirito nostro di alpini e quindi condividono i nostri valori. Voi in questo momento, logisticamente parlando, siete già operativi in Piazza Piloni? Sì, in Piazza Piloni è stata allestita la struttura della ristorazione collettiva. Invece avete anche già aperto sabato una mostra molto importante, perché questo vostro evento è legato molto al Vajont. La mostra che è stata fatta a Palazzo Bembo l'abbiamo proprio voluta proprio per completare quello che era il programma che comprende i 60 anni dell'anniversario della disgrazia del Vajont. Volevamo celebrare, ricordare nella conoscenza sia i nostri soccorritori, che possono prendere atto di certe immagini che magari loro non hanno mai più visto nel tempo, ma soprattutto la conoscenza per i nostri ragazzi, e di questo abbiamo avuto grosse soddisfazioni, perché con la conclusione delle scuole moltissime classi si sono presentati per vedere la mostra. 2 anni di preparazione, mi pare. Certo, 2 anni, perché noi eravamo pronti per il centenario della sezione del 2021, poi c'è stato quello che c'è stato, e quindi abbiamo spostato, diciamo, l'appuntamento al 2023. Ci stiamo lavorando da tanto tempo, pensiamo di aver fatto un programma che soddisfi quello che è tutti gli alpini che arriveranno, tutti gli ospiti, e quindi ci aspettiamo una grossa partecipazione e che sia una festa per tutti. Ed è tutto per questa edizione di TG Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, vi auguro una buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Prosegue l'antagonismo tra la circolazione anticiclonica e una situazione più dinamica con impulsi freschi da nord-est. Martedì 13 giugno tempo buono ma con qualche disturbo. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso con fasi di schiarite alternate ad addensamenti. Per quanto riguarda le precipitazioni invece la probabilità sarà alta in montagna, specie al pomeriggio. Qualche sporadico fenomeno potrebbe portarsi fin verso l'entroterra pianeggiante. Temperature in diminuzione, minime tra 14 e 18 gradi, massime tra 22 e 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo una residua nuvolosità, ma si avranno anche delle schiarite, qualche pioggia o rovescio sulla zona montana e localmente anche in pianura. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo sole e nubi con qualche rovescio anche temporalesco, specie nelle ore più calde. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 26-27 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.